Amici bellini, scaldiamo la voce perché vabbè, si è svegliato al mattino, dovrei mettere gli occhiali delle conferenze del mattino, così però è finito questo periodo surreale dove è successo qualsiasi cosa e torniamo a parlare di campo, però prima del campo le parole di Garcia e anche di ADL che stava lì nascosto. Cominciamo. Oddio, allora, benvenuto. Chi è? Faccio finta che oggi Mario Esposito. Benvenuto. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti che accorrono sul canale, siete tanti, mi fa piacere. Lasciate un like per il ritorno al campo, abbiamo bisogno di parlare di campo, solo di partita, anche perché Garcia stesso rivendica delle cose fatte sul campo, una cosa che insomma, secondo me la partita della Fiorentina andava cassata, dicendo non abbiamo fatto bene, capita di sbagliare la partita, invece di rivendicare cose. Lasciate il like subito e passiamo a questa conferenza che però... Brabamo tattico, noi ci spostiamo e c'è Garcia. Va inserita in un contesto un po' più ampio perché ovviamente viene dalla conferenza di ieri. Ieri non era conferenza, era un incontro selezionato con i giornalisti. Poi è stata postata, avete visto, è stata postata sul canale ufficiale del Napoli un'ora di fiume in piena di ADL, ma ADL non ne aveva abbastanza, anche perché è arrivato un comunicato ufficiale su Osimhen che adesso vi leggiamo e interviene anche a fine conferenza senza microfono urlando, poi staccano la live della conferenza mentre stava dicendo altre cose, insomma è caos totale e servono proprio vittorie di campo, vittorie convincenti se è possibile, proprio per poter parlare un attimo di campo, perché se parliamo di extracampo stiamo in guaiatelli. Allora, ovviamente la prima domanda, come anticipatovi anche su Twitter, era su come si sente, come sono stati giorni lunghi, come sta l'uomo Garcia, il confronto con ADL. Garcia subito mette le cose in chiaro, come ci aspettavamo, questa è la conferenza per il Verona, si parla del Verona, però ti rispondo e ribadisce il fatto di essere sereno, tranquillo. Se ho un carattere, non voglio che voi diciate che sono nervoso, non sono assolutamente nervoso. E poi ringrazia chi ha espresso insomma fiducia nei suoi confronti, lo ha incoraggiato e non lo ha attaccato in questi giorni. Sta facendo una differenza tra quelli che sono stati molto trancianti con lui, parliamo l'ambiente dei giornalisti, ovviamente anche i tifosi, ma lui non si mette a rispondere a chi dice Garcia out, però lui dice c'è stato qualcuno, non fa di tutta erba un fascio, c'è stato qualcuno che invece mi ha dato sostegno, non è andato tutto male con la Fiorentina e quindi questa reazione generale mi è sembrata spropositata, dice Garcia, reazione che però Garcia tu devi capire, perché siamo una squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, se uno lotta per il quarto posto tu dici vabbè, hanno sbagliato la partita, siamo là a 3 punti. Se uno invece lotta per lo scudetto è chiaro che vedi delle cose, più che la partita nello specifico, vedi delle cose poco congruenti anche a livello tattico, è chiaro che uno fa le pulci. D'altra parte l'avevi detto tu stesso, se non vinciamo vi do i biscotti per tutti i 15 giorni, questi biscotti purtroppo sono arrivati. Poi dice ho il sostegno del mio presidente e forse mi sbaglio a cercare un rapporto con voi, dice una cosa un pochino insomma anche Garcia ha pesato quello che è l'ambiente dei giornalisti, infatti dopo dirà proprio ho capito chi sono i miei nemici e i miei amici, frase che non va sottovalutata perché lui dice proprio ho capito quelli che mi attaccheranno a prescindere e quelli che invece cercheranno di fare analisi, perché da quello che ho capito io, insomma adesso ci sarà quelli che lo attaccheranno a prescindere, a ragione o a torto non ha importanza, e quelli che vorranno fare analisi. Non mi sembra ci sia chi invece lo difende a prescindere, il che mi sembra anche giusto perché la difesa a prescindere non aiuta nessuno, anzi ti crea un alibi. Invece no, ci saranno quelli che faranno analisi e io mi metto tra questi perché a me interessa che il Napoli va bene con Garcia, senza Garcia, non essendoci altri allenatori in giro disponibili preferisco che sia con Garcia, meglio che si risolva perché diventa veramente complicato, e altri che invece andranno pesanti. Noi cerchiamo di fare l'analisi con i numeri che è meglio. Si vedrà qualcosa di diverso a Verona. Dici non mi posso, perché ovviamente parlando anche delle assenze io non mi posso lamentare di chi non può giocare perché ovviamente non può giocare. Se consideriamo Raspa prima punta, a questo punto ne ho due e qua mi sono reso conto
conto che lui proprio li chiama Giacomo e Giovanni, è proprio Aldo, Giovanni e Giacomo, Victor, Giovanni e Giacomo, Simeone e Raspadori, e poi Caiuste può fare la mezzala, può fare il regista, e qua non ci avevamo dubbi. Partita tosta, intervento di Giordano che ci tiene a fare la premessa, dice insomma se tu hai fatto la premessa con i giornalisti hanno il diritto di raccontare i fatti, e questo ci siamo ovviamente nella logica delle cose. Poi si cerca anche un avvicinamento, ci vediamo davanti a un caffè, tu c'hai 60 anni, io ce n'ho qualcuno di più, che partita è quella col Verona? Garcia sorride, Garcia cerca di avvicinarsi un pochino, anche forse poco convinto di questo sorriso, ma ovviamente lo deve fare perché non puoi andare già allo scontro, ragazzi, 8 partite in campionato, cioè non puoi andare già allo scontro frontale contro tutto l'ambiente. È proprio quello che poi fa De Laurentiis, quindi se De Laurentiis va sempre allo scontro frontale con tutti, con le istituzioni, con tutti i giornalisti, e se lo fa pure Garcia, il Napoli resta isolato e nessuno poi lo difenderà più, quindi bisogna cercarla una mediazione. E per quanto riguarda la partita, Garcia, dobbiamo essere bravi con la palla e senza palla, ci ripete che il Verona, poi dopo il Verona ne dico io un paio di cose banali, anche perché sennò non se ne parla proprio, non se ne è parlato proprio. Io le guardo le altre conferenze delle altre squadre, non è un livello altissimo degli altri giornalisti, onestamente, di tutte le altre squadre, ma almeno entrano nelle domande specifiche. Come sta quel giocatore? E allora su quel giocatore un allenatore che vuole parlare di tattica, di tecnica, può fare una narrazione e ti può spiegare delle cose. Non andiamo nemmeno all'interno del gioco. Uno che gli avesse chiesto di Elmas, uno che gli avesse chiesto preferisci Oliveira più stanco o un Mario Rui va bene nonostante la poca fisicità, cioè nessuno va, almeno se parlate del calciatore singolo qualcosina la capiamo, come lui intende il calcio tatticamente, niente, non c'è stato. Com'è la partita è tosta, e questo lo sapevamo anche prima. Non c'è tempo di cambiare, non c'è tanto tempo di cambiare delle cose, magari si dice io non devo cambiare proprio niente, quindi sono anche d'accordo, perché non è che dobbiamo cambiare niente, dobbiamo fare meglio quello che stiamo già facendo, perché l'impianto di gioco è quello, l'idea di gioco, devi pressare meglio, devi essere più unito di squadra, devi sicuramente far girare il pallone più veloce, perché se gira il pallone più veloce salgono anche i numeri dei passaggi, salgono i chilometri che deve fare la squadra avversaria, quindi dai gli sfianchi, e tutto questo deve fare Garcia, e non si deve inventare niente, non si deve inventare nessun cambio di modulo, non deve fare danni con le sostituzioni e deve andare meglio, e anche i giocatori devono cominciare a prendere di più la porta e a segnare, onestamente, perché poi cosa vuole, gli chiedono cosa vuole e cosa non vuole in questa partita. Qua Garcia poteva e doveva entrare un pochino nella tattica della partita. Ricordo che Spalletti lo faceva quando ne aveva la possibilità, anche se ci diceva cose non eclatanti, se la squadra lunga, corta, ampia, nella scatola della partita ci mettono tutta una serie di cose, l'avevamo imparato a memoria, e invece Garcia dice io voglio stato d'animo e voglia di vincere, e qua è poca roba, perché io non ci posso credere che i ragazzi non hanno voglia di vincere, magari non danno il 150%, e là devi essere bravo tu a farglielo dare, devi essere tu bravo a convincerli che si devono buttare nel fuoco per te. È difficile dopo che ti hanno anche sfiduciato, io lo comprendo. Alcuni sono stanchi per il ritorno, dal ritorno insomma dalle nazionali, ci ricorda gli impegni sono importantissimi, quindi alcuni sono stanchi della nazionale, ci dice che Oliveira ancora deve tornare, torna tra poco praticamente, quindi lì sulla formazione che adesso faremo dobbiamo inventarci una cosa. Gli chiedono delle scommesse, non commenta, dice questo non voglio commentare, magari più in là. Mi sarebbe piaciuta una presa di posizione, ovviamente, onestamente, sulle scommesse. Ho capito che è la conferenza del Verona, ma questo è il calcio. Non ti stanno chiedendo di Papu Gomez per doping. Poi un'altra cosa, madonna mia quante cose stanno succedendo, è una cosa incredibile. Però sulle scommesse avrei preferito una presa di posizione. Non mi piace, vabbè. Vedremo Rachmani e Nathan insieme, è possibile, dice Garcia. Sono contento anche di Ostica, è bene averli tutti e tre. Adesso Rachmani ha bisogno di minutaggio, come si fa il minutaggio? Giocando, quindi è plausibile che possa cominciare. Se non comincia col Verona non puoi farlo cominciare già
a freddo con la partita di Champions o con il Milan, devi assolutamente fargli mettere minutaggio con il Verona. Potrebbe anche farlo entrare nel secondo tempo, ma ti bruci una sostituzione. non è il momento di bruciarti sostituzioni così, che secondo me deve cominciare, se sta bene. Poi se non sta al 100%, però io credo che giocherà. Dopodiché gli si chiede di alcuni gesti ovviamente dei calciatori che non erano convintissimi. Interviene Lombardo: non è una domanda sul Verona, lo blocca Garcia e dice: rispondo io, stai calmo. Poi alcune cose non cambiano, possono cambiare tutti gli allenatori del mondo, ma il rapporto lì con quello che gli sta alla sua destra sarà sempre che zitto, parlo io. Cioè, lo state trattando come un bambino piccolo. Io questo poi non sopporto. È lì che io chiedo le dimissioni automatiche e personali di Garcia. Si deve dimettere lui, cioè deve dire: oh, ma fai rispondere a me, e tenga si ci avrò un'esperienza per poter anche gestire una domanda che non ti piace. E invece no, lo so che Lombardo l'ha fatto per difesa o per attacco ai giornalisti, perché poi quello è il suo divertimento, ma dice: lo rispondo io, non è una domanda su Verona, e adesso so chi sono i miei amici e i miei nemici. Dopodiché interviene non so da quale angolo, pare fosse seduto tra i giornalisti, ADL, che comincia a parlare senza microfono di tutta una serie di cose. Insiste sul fatto che i giornalisti quando si inventano le cose di sana pianta non mi sta bene. Poi il giornalista ti risponde, ipotetico, fa tutto ADL, risponde anche al posto dei giornalisti, dice: ma noi non abbiamo niente da scrivere, ci dobbiamo riempirli i giornali. Ma non è corretto. E poi dice, per esempio, Giordano che scrive, un giornalista che scrive, ha scritto un pezzo su di me, e poi staccano la live e quindi non sappiamo nemmeno quello che ha detto nel finale, perché mi sembrava pure un momento di riconciliamento con alcuni giornalisti, che è importantissimo, però non abbiamo finito di sentirlo. E questo si rimanda e si ricollega al comunicato che il Napoli ha fatto oggi, un comunicato secondo me scritto veramente dal no comment. Abbiamo letto delle ricostruzioni forzate delle parole del presidente De Laurentiis rispetto alla questione Osimhen, meglio chiarire, non si scrivono, vabbè. Il presidente De Laurentiis non ha detto nulla di negativo nei confronti di Victor, solo che dopo una lunga trattativa ha detto solo praticamente che dopo una lunga trattativa culminata con una stretta di mano che sanciva la volontà di proseguire il rapporto, Victor ha avuto un ripensamento. La speranza del presidente De Laurentiis è che si tratti solo di una pausa di riflessione nelle prossime settimane, complice anche il fatto che Victor dovrà restare fermo per la riabilitazione. De Laurentiis, Osimhen e il suo agente Calenda si incontreranno nel parlare del futuro nella massima serenità. Leggere che si sia gelo tra Osimhen e il Napoli è totalmente fuori luogo. Non so chi ha scritto questa cosa, lascia il tempo che trova, anche perché fuori luogo, non fuori luogo, gelo, disgelo, la situazione è che il rinnovo non c'è stato, che Osimhen prosegue il rapporto, non è che Osimhen si finge infortunato e non gioca. Osimhen gioca, segna, si è ripreso la responsabilità dei rigori, piaccia o meno. Se si è struppiato, gli vogliamo dare la colpa che si è struppiato, fate quello che volete. Intanto complice anche il fatto che dovrà stare fermo, cioè se è pure struppiata, può venire a miti consigli con un nuovo contratto, ma non è così. Dobbiamo salutarlo, Victor, e dovevamo salutarlo forse anche prima. Allora volendo parlare di formazione, io me la immagino così, nonostante abbia la certezza oramai che Olivera è l'uomo preferito di Garcia per quella fascia, però se torna veramente, cioè se non gioca manco questo Mario Rui, è proprio un caso, cioè vedremo il suo Giuffrida. Io lo chiamo Giuffrida, lo so, qualcuno mi ha scritto: ma veramente si chiama Giuffredi? Lo so, ma io lo chiamo Giuffrida perché mi ricorda il film No grazie, il caffè mi rende nervoso. Va fino a casa Giuffredi se non gioca nemmeno questa, perché siamo proprio alla frutta. Quindi con Nathan e Rachmani che li vediamo insieme. Questo era l'idea di quando Nathan era pronto e così, quindi dovremmo arrivare all'idea originale, dovrebbero essere questi i titolari.
e quindi rivediamo la formazione tipo anche che era di Spalletti, ovviamente però senza Anghissà. Immaginiamo Cajuste qua, 6 Zielinski, perché abbiamo letto di un po' di affaticamento, ma secondo me nella logica delle cose, della fatica delle nazionali, con Lobotka e Zielinski, scalpita Elmas, io ogni tanto piglio Ostigard, ma scalpita Elmas, c'è Lindstrom, c'è Raspadori, c'è Gollini che dovrebbe essere ritornato, immaginiamo Kvara, Simeone e Politano. Onestamente in un momento in cui Cajuste è un po' più centrale che Mezzala, io li vedo così, li vedo onestamente così, cambia poco, però li vedo onestamente così, e qua dietro io ci metterei proprio Elmas, onestamente, ce lo vedo benissimo, però Zielinski sta facendo un inizio di campionato straordinario, non è per Zielinski, è proprio per dare un po' di spazio a Elmas, sacrificarlo qua comunque non è il massimo, c'è anche Lindstrom che può fare questo lavoro qua, e insomma con Cajuste io mi immagino un pochino più a due, considerando anche il Verona che comincia bene perché batte l'Empoli e la Roma, che vedete qui, però dopodiché male, e segna poco, ma subisce anche non tantissimo. Vedete, solo 1-0 col Milan, solo 1-0 con l'Atalanta, 0-0 col Torino, prende 2 gol da Frosinone, ma le abbiamo viste queste cose nelle analisi. E è un Verona che ha cercato di cambiare pelle, possesso palla 45% di media, ci sono questi 3 clean sheet, quindi per me si profila lo spettro di un pericoloso 0-0, cioè non mi aspetto che sarà una partita apertissima. Io penso che il Napoli si prenderà il pallone e che loro ci aspetteranno, ci proveranno magari anche a pressare alti, perché non abbiamo la soluzione della pallata su Osimhen. Però questa è la situazione. Quando con la Roma vinsero, ricordiamo un pochino anche fortunosamente, era un Verona che si schierava così, quindi con questa difesa a 4, la posizione di Foloruscio un po' a tutto campo dietro la punta, insomma è una mezzala centrocampista di attacco che fa un po' tutto, anche di raccordo. C'era Djuric in attacco, e questo Ngonge, su di lui dobbiamo veramente tenere un occhio, perché è quello un pochino più talentuoso. Bene che non ci sia Doig, che ancora dovrebbe essere infortunato, perché è un grandissimo, è un ottimo terzino. Ma poi vediamo col Frosinone già sono tornati a una situazione di difesa a 3 bella chiara, con Foloruscio un pochino più dietro e sempre cercando di sfruttare la velocità di Ngonge. C'è Saponara, è tornato Lazovic su questa zona qui. Insomma, non è un Verona tanto diverso da quello che conosciamo negli anni passati. Dobbiamo stare sicuramente in campana, perché le preventive, perché faranno dei contropiedi veloci. Purtroppo non abbiamo altra scelta che vincere questa partita, perché se non vinci questa partita è veramente una tragedia sportiva senza precedenti, perché poi lo devi fare. Come fai poi a rinnovare la fiducia vera o apparente se perdi con il oppure se pareggi con il Verona? Quindi adesso è il momento, ecco perché la situazione è delicata, perché adesso non ti puoi permettere passi falsi, perché già te li sei giocati i passi falsi, fondamentalmente è questo che Garcia non ha capito. Ti sei giocato proprio a livello numerico e statistico già troppi passi falsi, e adesso devi infilare un filotto pazzesco per stare in contatto con la classifica e per stare là. Ragazzi, non c'è un altro allenatore disponibile sulla piazza. Ogni volta che si fanno nomi per l'anno prossimo, si fanno nomi anche fantasiosi. Adesso, ma chi ti chiami? Cioè, veramente mettiamo Edo De Laurentiis in bagno. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Uniamo, non tranciamo troppo, anche perché non possiamo dire che l'allenatore è nervoso, ma sicuramente sereno e tranquillo non mi pare.